Appuntamento con la storia al Valentino Mazzola di Gaggi. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con la 26esima giornata del campionato di prima categoria. Il Gaggi per la prima volta può arrivare nel campionato di promozione. Per farlo bisogna battere l'Atletico Biancavilla, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la vice capolista Città di Lingua Glossa. Gran colpo d'occhio quello offerto dal Valentino Mazzola quando le formazioni fanno il proprio ingresso in campo. Vediamo l'11 scelto da mister Camarda: Gabriel Rando in porta, Riccina, Mazza, Donato e Costanzo in difesa, in mediana Chirillo, Mannino e Cantarella, in avanti il tridente Alaimo, Varrica, Franco. Risponde l'Atletico Biancavilla con Pistorio, Ingrosso, Mammano, Lamanna, Randazzo, Branchina, D'Agate, Inzerilli, Leanza, Nicolosi, Di Perna. Fischietto affidato al signor Salvatore Musumeci di Acireale. Gremita in ogni ordine di posto la tribuna del comunale di Gaggi quando, grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello e Francesco Morabito, passiamo al film del primo tempo. Si parte e dopo 4 minuti recupero palla di Mannino, l'imbucata su Varrica, l'occasione per fare 1-0. Varrica se la porta sul destro, gran risposta del portiere Pistorio. Rivediamo, grazie al contributo al drone di Domenico Palumbo, dal corner che ne segue Cantarella, cerca e trova lo scambio con Varrica. Cantarella, il sinistro, viene sfiorato e finisce all'incrocio. Il Gaggi è in vantaggio, il gol di Salvo Cantarella, la firma del DS, quella possibilmente più importante di un campionato, ancora una volta da protagonista. Al nono calcio di punizione di Chirillo, Franco si gira col colpo di testa, che deviazione in calcio d'angolo del difensore dell'Atletico Biancavilla. Al minuto 14 D'Agate per gli ospiti in orizzontale su Nicolosi, cerca il mancino, lo trova, inganna il portiere Rando, ha pareggiato la compagine etnea che prova a rovinare la festa al Gaggi, che si ripresenta in zona offensiva. Al 16esimo Franco per Alaimo, ottima chance, mira totalmente sballata. Minuto 24 in area di rigore, Varrica prova a difendere il pallone, riesce a farlo, mette all'indietro per Chirillo, tentativo di finta, attenzione perché Chirillo finisce giù dopo il contatto con la manna, calcio di rigore. Eccola dunque l'occasionissima per Varrica, nel giorno della festa non sbaglia nemmeno lui, spiazza il portiere e fa 2-1. Si materializza in maniera sempre più concreta il sogno del Gaggi di arrivare in promozione, quando anche Riccina cerca di contribuire. Consueto, il destro che però finisce alto oltre la traversa, conclusione potentissima di Chirillo, poi colpo di testa, botta sicura di Alaimo, viene fermato sulla linea dalla difesa dell'Atletico Biancavilla, offende solo il Gaggi che vuole chiudere il discorso dopo lo scambio. Chirillo in bocca all'estremo difensore avversario Pistorio, fine primo tempo al Valentino Mazzola, risultato che dice Gaggi 2 Atletico Biancavilla 1. Con questo parziale al triplice fischio sarebbe festa per la formazione di mister Camarda. Inizia la ripresa, Riccina cerca lo sfondamento, poi lascia Chirillo, destro, alto, oltre la traversa. Minuto 68, calcio di punizione di Inzerilli per Ingrosso, colpo di testa, pallone che finisce tra le braccia del portiere Rando. Minuto 70, Varrica mette il pallone all'indietro, Cantarella ancora in orizzontale, Chirillo carica il destro, sfiora il palo. Minuto 74, entra lo Iagono, esce Franco. Minuto 76, attacca il Gaggi con Cantarella, cerca per vie centrali Varrica, non ci sono marcature, Varrica vede il portiere fuori dai pali, cerca un pallonetto clamoroso, avrebbe meritato sicuramente il gol girandola di cambi. Entra Cipolla per Chirillo, poco dopo Batticiotto per Alaimo. Minuto 89, c'è spazio per Iervolino al posto di Varrica. Minuto 92, lo Iagono difende il pallone, serve Batticiotto, apre per Cantarella in area di rigore, il mancino di Cantarella. È iniziata la festa, il Gaggi vince 3-1 sull'Atletico Biancavilla e adesso soltanto pochi secondi al triplice fischio arriva ancora un cambio, entra Currò al posto di Capitan Mannino, salutato dalla standing ovation. È bello il gesto con la fascia di capitano depositata sulle braccia del numero 14 e triplice fischio al Valentino Mazzola di Gaggi. E vittoria, il Gaggi vola in promozione, seconda promozione consecutiva per la società del presidente Marinello, sempre più realtà di questo calcio dilettantistico siciliano. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto, come sempre, alla prossima.